Beh, sapete quando è uscita L'anno che verrà di Lucio Dalla? Nel 1979. E nel 1979 Lucio Dalla cantava "E si farà l'amore ognuno come gli va". Ok? Quindi nel 1979 una persona di quei tempi lì aveva già una mentalità più sviluppata del 40% della nostra politica italiana, il che mi spaventa tantissimo. Io non so se voi avete letto il programma che Giorgia Meloni ha proposto, non so quanti di voi sono maggiorenni e quanti di voi sono minorenni, ok? Io non voglio commentare al riguardo perché non sono un politico. Voglio solamente dirvi di leggerlo e di pensare bene se voterete o se i vostri genitori pensano di votare quella persona lì, perché è limitante e brutto e ci sono tanti punti che non funzionano e secondo me Lucio Dalla sarebbe moltissimo triste di leggere un programma del genere. Quindi io penso che la politica debba essere ovviamente in Italia democratica e quel programma lì non lo è. Non fatemi mettere in testa, non facciamoci mettere in testa, i piedi in testa da cittadini tutti quanti, maggiorenni e non, da una persona che ci dice che offerte di lavoro dobbiamo accettare, come dobbiamo crescere i nostri figli, chi amare, quando farlo e come farlo, ok? Lo dico anche se c'è qualche genitore, qualche persona security, qualcuno che lavora qui che ha la malsana idea di portare avanti insomma il voto nei confronti di quella persona lì. Siamo un po' tutti contro, Giorgia, mi dispiace. E detto ciò, leggetevelo se non l'avete fatto perché è importante insomma stare dietro all'attualità. Qui siete tutti accettati per come siete, l'importante è che non facciate del male al prossimo, che è la cosa importante, l'importante è che vi vogliate bene. E viva Lucio Dalla che ha detto una cosa sacrosanta, ti voglio bene Lucio, grazie per averlo detto.